sensazione difficile da descrivere, sia tensione che però è una tensione particolare. Nuoro e il Muay Thai, un amore cresciuto con passione ai piedi dell'ortobene. Sono bastati poco più di 2 lustri per registrare un movimento in ascesa, con sempre più atleti coinvolti in una disciplina che unisce forza e rispetto, muscolo e concentrazione, lealtà e sacrificio, sempre e comunque all'insegna del confronto e della lealtà, come dimostra il grande rispetto tra gli atleti e le scuole. Storicamente le arti marziali insegnano la corretta via, disciplina, sacrificio e coraggio. Non ci si fa male mai per caso, c'è comunque un arbitro, ci sono delle regole da rispettare, c'è un rispetto incredibile. Avete visto i pugili che finito il match si abbracciano, addirittura si inchinano se il match è stato decisamente duro, particolarmente duro. Assolutamente no, per me la violenza è parcheggiare in doppia fila, parcheggiare in un parcheggio handicap, quella è violenza, perché sto facendo violenza a un'altra persona. Questo è sport, poi è disciplina. Violenza è un ragazzino, il padre di un ragazzino sugli spalti in una partita di pallone che dice spaccagli le gambe, quella è violenza. Qua si combatte, c'è il ring, la gente applaude e c'è tanto onore, dai più piccoli ai più grandi. Per capire tutto questo bisogna comprendere cos'è questa disciplina, che soprattutto negli ultimi 10 anni in Sardegna fa sempre più proseliti, tanto da diventare un caso a livello nazionale per il dinamismo e la capacità di imporsi dell'intero movimento isolano. Da Sassari a Cagliari, passando naturalmente per la Barbagia con i suoi guerrieri, è un continuo nascere di nuove scuole e palestre. Il Muay Thai è un'arte marziale tra le più antiche praticate anche nei paesi occidentali. Nasce in Thailandia e le sue origini si perdono nel più remoto passato, fatto di lotte e razzie. Oggi è diventato uno sport da combattimento a contatto pieno e nota come la disciplina degli 8 arti, perché consente ai 2 contendenti che si sfidano di utilizzare combinazioni di pugni, calci, ginocchiate e gomitate, quindi 8 parti del corpo utilizzate come punti di contatto. L'evento, valido per le qualificazioni ai campionati italiani, è stato organizzato dalla scuola Thai Kadai Nuoro e dalla Thai Kadai Bolotana. 23 società sarde del circuito Combat League Sardegna si sono sfidate sul ring, dove sono saliti una 90ina di atleti. Coinvolti nella kermesse anche i più piccoli, talenti in erba, che hanno già interiorizzato insegnamenti e spirito sportivo. E quando voi avete iniziato nel 2004 vi sareste immaginati un percorso simile? Oddio, le speranze erano quelle di arrivare a livelli ottimi, diciamo. Nel 2004 abbiamo iniziato quasi per gioco, si può dire. Eravamo pochissimi atleti, abbiamo iniziato con la kickboxing, non con la Muay Thai. Subito dopo abbiamo optato di continuare solamente con la Muay Thai, tralasciando la kickboxing perché dà migliori soddisfazioni. La Muay Thai è una disciplina un po' più completa. Mi racconti un po' qual è questa fase? Questo è il rituale dove mettiamo il simbolo della nostra palestra sul capo del pugile prima di combattere. È un simbolo che lo protegge e rappresenta la sua scuola di appartenenza. Questo è un altro portafortuna che si chiama Malai, Moncon o Moncol. Intrecciati ci sono, diciamo, diversi simboli, diversi simulacri proprio che appartengono alle nostre mura, alla cultura buddista, che il pugile porta sul ring. Il pugile come si sente? Un po' teso, ne riparleremo dopo. Innanzitutto, che soddisfazione c'è a organizzare un evento del genere? La soddisfazione lo dicono
lo dice il pubblico, lo dice la presenza numerosa del pubblico, degli atleti iscritti che sono oltre 90, hanno partecipato a scuole da tutta la Sardegna, quindi la nostra iniziativa hanno risposto in tantissime società e questo ci rende onore per noi che abbiamo lavorato tantissimo per mettere su in piedi questo campionato regionale che oltretutto saranno le porte per i campionati italiani che si svolgeranno a Roma a breve, a primavera. Cosa abbiamo visto oggi di bello dal punto di vista atletico, tecnico? Dal punto di vista tecnico di bello, un netto miglioramento, il miglioramento che c'è negli atleti. In palestra si lavora parecchio per portare gli atleti sempre a livello più alto. È un lavoro che appaga noi istruttori, noi maestri, che ci sacrifichiamo per portare a questi livelli gli atleti. A poco prima dell'incontro c'è un po' di... cioè è una sensazione, sempre un passaggio, sempre un ostacolo da saltare per arrivare sempre più avanti, per poter continuare ad andare avanti in questo sport, ad andare avanti, far crescere soprattutto la Muay Thai in Sardegna, perché è una cosa fondamentale, era uno sport che non era conosciuto. Sono questi ultimi anni che adesso stiamo riuscendo a fare manifestazioni in grande, come questo campionato regionale che abbiamo organizzato oggi. Saradoghi, 2 volte campionessa del mondo, come scatta l'amore verso questa disciplina? Per differenti motivi, è iniziato tutto per gioco, per la passione per lo sport, la preparazione fisica, l'allenamento pesante e poi insomma è nato proprio una passione, un amore che dura ormai da 11 anni, non solo per questo sport ma per tutto quello che gira intorno, il gruppo che siamo riusciti a creare. Bene, in 11 anni passi in avanti ne sono stati fatti tanti, tanto che sei campionessa del mondo per ben 2 volte consecutive. Parecchi passi in avanti, soprattutto nel mondo femminile, nel senso che finalmente adesso anche le ragazze si stanno avvicinando a questo sport e quindi le generazioni future avranno la strada diciamo un pochettino più aperta, forse anche grazie al lavoro che ho fatto io. Com'è stato salire sul gradino più alto del podio a livello mondiale? Ma è sempre, ogni match è un'esperienza a sé, è sempre un'emozione diversa, è una bella cosa, una bella esperienza. Perché consiglieresti questa disciplina? La consiglio innanzitutto a chiunque, perché al di là dell'agonismo c'è anche il settore amatoriale che è molto bello e questo sport ti aiuta a crescere interiormente e mentalmente, non è solo un lavoro fisico che si fa. Quindi la consiglio a tutti perché è proprio uno stile di vita, è bella. Come si fa a combattere sempre dal primo secondo col sorriso? Molto allenamento e ottimi compagni, per non parlare del maestro. Ma con lo sfidante c'è un rapporto particolare? Siamo già in contatti 2 volte. Ho vinto io lo stesso, però con lui è un amico, non è guerra. Colpi da questo, insomma, già subito sembrava non che fosse un allenamento, però c'era molto... Quando sta scuola non ci fa combattere a bestiali. Il ring è una prova per tutto quello che fai durante l'anno. Abbiamo sentito tecnici, abbiamo sentito atleti, ora ci interesserebbe capire un po' sull'aspetto fisico, come ci si prepara a questa disciplina e al match soprattutto. Ma allora, ogni scuola ha più o meno le sue metodiche. Noi utilizziamo delle tecniche miste che abbiamo tratto anche da altri sport. In passato si utilizzavano tecniche molto più simili alla box, con molta corda, molto fiato, che almeno per quel che riguarda noi non lo utilizziamo, anche perché fanno meno round, quindi non ha bisogno di un lavoro
abbastanza diverso per poter rendere in pochi round rispetto a uno che deve fare 15 round. Okay. Quindi nel nostro lavoro noi utilizziamo sia i pesi, gli attrezzi, la corda, le tecniche miste, quindi i circuiti allenati in cui si sviluppa l'allenamento sia con le tecniche da combattimento che con gli esercizi effettivi con gli attrezzi e a corpo libero. Anche oggi un incontro impegnativo, uscito un po' dolorante. Allora, un po' dolorante perché un po' di sacrificio ci vuole. La cosa più bella è che lo fai con dei compagni, con rispetto. Il minimo di questo sport è farsi un pochettino male, tenere i denti stretti, andarsi con una bellissima esperienza. Prima di tutto di amicizia, di rispetto e bel bagaglio per i prossimi combattimenti. Tu da dove vieni? Allora, io vengo da Sinai, sono della Wai Chai Muay Thai. E da quanto tempo pratichi questa disciplina? Sono 4 anni che pratico questa disciplina, tante volte ho avuto la tentazione di mollare, però l'ambiente della palestra, tra cui l'istruttore, ti danno lo stimolo per andare avanti, a parte le vittorie che siano. Da osservatori esterni abbiamo visto degli atteggiamenti diversi di voi atleti sul ring con l'avversario. C'è chi affrontava l'avversario col sorriso, quasi col timore di fargli del male, altri invece che sfidavano l'avversario, come dire, a colpirlo. Cos'è? Una questione soggettiva, ognuno lo affronta al proprio modo il match? Esatto, uno si fa un po', prima di tutto devi un po' affrontare te stesso, quindi molti ragazzi hanno avuto le prime esperienze sul ring. Cambia tantissimo. Chi invece magari era già un po' più esperto e magari cerca di gestire già un po' il suo modo di essere e i vari round. Sì, comunque è molto soggettivo, però c'è il massimo, abbiamo visto comunque c'è il massimo rispetto in ogni caso. Poi abbiamo visto per la prima volta in Sardegna che i sassaresi con i cagliarentenni non si picchiano. Esatto, quindi ben venga questo sport che accomuni, che comunque siamo sardi. Butta giù i campanili. Sì. Denn wenn ich rap, mir das Blut tötet, wandert durch das Monitor. Beste Punishment, bei Mike Tyson, ich bin so verrückt. Ich könnte dir auch dein Ohr abbeißen, scheiß auf Rap. Ich komme nicht mehr wieder, wenn ihr wieder nicht schauen, wie die guten Hit von Gina Lisa. Du willst ein Feature, weil ich mach es nicht einmal für Geld. Denn du gehörst nicht eingesperrt, wie Giselle, der Rap ist lächerlich, wie der Film Nordshot. Ich habe keinen Respekt vor dir, nein, und vor Gott, Junge, du machst aus dem Rap. Du kannst es nicht verhindern, das wird dein Leben fertig. Du kannst die Rechnung mit der Post checken, du machst Vertrag und stützt dich in die Höhle des Lebens. Egal, deine Freunde spielen weiter auf meiner Flöte. Das ist in einem Job, nur ich bring's bis zu 13.000 Klicks und noch viel weiter. Du schreibst einen Text, doch nicht schon an den billigsten. Weißt du, scheitern, Mann, ich weiß nicht, wieso du rappst und ich deine Mutter ist eine Hure und dein Vater auf Crack, yo. Ich habe das, was andere Rapper nicht haben. Einen großen Schwanz und noch einen größeren Schaden. Und das ist klar wie Monster, man sieht mich schon von der Ferne. Und den bitte ich in die Haare zu bringen. Ha un certo effetto appunto osservare i più piccoli, i bambini e le bambine che iniziano ad avere queste, vanno in trance agonistica. I bambini comunque sono allenati, si esibiscono con protezioni molto performanti, ormai la tecnologia ci aiuta tantissimo, è un gioco per loro, si divertono
nella loro esibizione non è assolutamente pericoloso in nessun caso. Servirebbe capire meglio due aspetti. Primo è l'aspetto educativo e secondo la parte atletica sportiva. L'aspetto educativo, come ogni arte marziale ma anche ogni sport, è fondamentale. Ogni bambino che togliamo dai videogiochi, dalla televisione, dalla pigrizia è un bambino che ci guadagna in salute. Noi crescevamo per strada giocando a pallone, nei cortili ormai non è più così. Il bambino non cresce più con la mamma a casa, ma ormai cresce con la PlayStation, con la televisione. Ed è importantissimo che frequentino le palestre di Muay Thai, di Judo, di qualsiasi tipo di disciplina. L'importante è fare sport, sempre. E come ci si prepara a questa disciplina? La preparazione, ovviamente, prima parlavamo di bambini che giocano, è molto ludica. Sugli addetti grandi, juniores e seniores è molto selettiva. C'è un'ottima parte preparazione fisica, lavoriamo resistenza alla forza, rapidità, qualsiasi tipo di allenamento che sia funzionale a lavorare 3 minuti sul ring ad altissimo ritmo. E ovviamente gli agonisti fanno un lavoro specifico, però è una disciplina praticata a livello amatoriale che abbraccia un bacino d'utenza dai 6 ai 60 anni tranquillissimamente. Lo sport fa bene, qualsiasi sport fatto bene è solo positivo. Dia 3 buoni motivi per praticare questa disciplina. Rispetto delle regole, educazione e stare bene fisicamente. Giulio Zoruto, maestro di questa disciplina, però sappiamo che anche una rottellese d'occhi e anche un turpos. Sì, sono due passioni che mi catturano. Primo perché sono amante delle tradizioni, il turpos, come sappiamo, è legato alle tradizioni rotellesi. Eseguono dei riti propiziatori, un po' come la Muay Thai. Anche la Muay Thai è una disciplina orientale, ha i suoi riti propiziatori che vengono chiamati Ram Muay e il Wai Kru. Il Wai Kru sarebbe rendere gli onori al maestro e alla scuola. Sono dei riti propiziatori antichissimi e vengono riportati sul ring proprio come tradizione. È un'arte marziale completa, cioè è proprio, rende il corpo un'arma senza utilizzare nessun tipo di niente. Hai utilizzato una frase forte, per me questa disciplina è quasi tutto. Qual è stato l'incontro e perché ci dici questo?
niente, quasi tutto. Io ho iniziato così per gioco, ho trovato la palestra del mio allenatore Giulio Soroldo, che vorrei ringraziare tantissimo, visto che posso approfittare della telecamera, per tutto quello che mi ha dato e per tutto quello che sta continuando a darmi. Grazie a lui sono riuscito ad aprire la mia palestra a Bolotana, nel paese dove vivo, e niente, in pratica dedico tutto a questo. Non ci sono parole per esprimere quello che io provo per questa disciplina. Ci interessa anche un'altra cosa, come ti ha migliorato come persona questa disciplina? Ma come persona mi ha migliorato tantissimo, sia fisicamente, stare attenta all'alimentazione, ma non per non ingrassare o per altre fesserie, giusto per essere sempre un atleta migliore, sempre un atleta pronto, per avere sempre i muscoli preparati. Combattimenti molto veloci, tecnici, quanto è difficile arbitrare e riuscire a gestire la situazione? In questi casi nei tornei si va a cozzare contro l'ansia e contro l'agitazione dei ragazzi, perché ci sono tanti esordienti, ci sono anche persone sicuramente più preparate, però in questi casi c'è necessità di sveltire un pochettino le pratiche, diciamo, tra virgolette. I ragazzi lo sanno e cercano di fare il loro mestiere. Ovviamente prendere delle decisioni è importante, cercare di prendere le decisioni giuste è ancora più difficile. Diciamo che viviamo in un momento in cui insomma, la Muay Thai cresce e crescono gli arbitri, quindi diciamo che è facile a un certo punto riuscire a prendere buone decisioni, non rapide. C'è un percorso particolare, atleta, maestro? Non mi posso definire un maestro, di sicuro un istruttore e da 2 anni a questa parte circa responsabile degli arbitri per la Combat League per la Sardegna. Come sta crescendo il movimento? Il movimento ha avuto una grossa impennata perché sino a un certo punto in Sardegna si parlava di Muay Thai ma non si faceva la Muay Thai. Con questa scelta tecnica del nostro presidente e di tutto il movimento che lo ha appoggiato, si combatte solo di Muay Thai, riuscendo ad arrivare ad ottimi livelli. Insomma, siamo andati più volte in Thailandia, abbiamo vinto, abbiamo portato tanti alfieri sardi di cui possiamo essere solo orgogliosi. Spieghiamo per i più profani cosa significa combattere più col Muay Thai. Allora, combattere nella disciplina della Muay Thai o box thailandese o Thai box, perché alla fine sempre quello è, significa
conoscere un'arte marziale che è plurimillenaria. Significa conoscere l'arte degli 8 colpi, ovvero l'arte dove si lavora con i pugni, con i gomiti, con le ginocchia e con i calci che vengono portati con la tibia, a differenza di altre arti marziali. Vale anche la fase della lotta in piedi, che è molto completa, insomma, come arte marziale. Tutto anche stavolta è finito con un grande terzo tempo, volti distesi, grandi abbracci, malgrado qualche piccola ammaccatura che non ha intaccato il buon umore. Il messaggio di tutti i ragazzi del movimento Muay Thai è questo, e doverosamente lo riportiamo. La nostra lotta agli occhi della gente può apparire violenta, ma non lo è solo uno sport duro, fatto di lacrime e sudore. Sacrifici per l'ora in palestra, per la vita dura d'atleta con le sue rinunce. Ma a vincere è sempre e solo il sorriso.